Incessante l'attività della Polizia di Stato mirata alla repressione e alla coltivazione Incessante l'attività della Polizia di Stato mirata alla repressione della coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. La squadra mobile, diretta dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi e il commissariato di Canicattì al comando del commissario capo Francesco San Martino, dopo accurati servizi di appostamento, traevano in arresto BGS Licatese di anni 36 per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di cannabis e porto illegale di armi e munizioni comuni da sparo. A riscontro di un'attività investigativa del commissariato di Canicattì si individuava una piantagione illegale di cannabis in un fondo ubicato nella contrada Corrige San Filippo, Agro di Canicattì, accuratamente celata in un vigneto munito da un apposito impianto di irrigazione. Successivamente si appurava che la coltivazione era composta da circa 4.200 piante di marijuana dal peso complessivo lordo di oltre 2 tonnellate per un valore di 250.000 euro. Il soggetto veniva bloccato, disarmato all'interno del casolare rurale insistente sullo stesso fondo, in quanto teneva alla cintura una pistola calibro 7,65 con un caricatore e 7 cartucce. Nello stesso fabbricato il personale sequestrava circa 3 kg di inflorescenze essiccate, kg 750 di fogliame essiccato e grammi 700 di arbusti privi di foglie. Inoltre venivano sequestrati un sacchetto contenente 36 cartucce dello stesso calibro della pistola, un bilancino di precisione, un furgone Iveco con cassone munito di sponda idraulica parcheggiato nell'appezzamento del terreno utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente. Stamani la conferenza stampa alla questura di Agrigento. Un risultato davvero brillante, appunto opera di una collaborazione stretta tra la squadra mobile e il commissariato di Canicattì, appunto in un territorio particolarmente adatto, ahimè, alla coltivazione di sostanze stupefacenti illegale, che è brillante proprio perché è stato possibile, oltre all'intuito investigativo degli operatori di polizia, allo sforzo fisico relativo al quantitativo di sostanza stupefacente reperita. Quanto? Ecco, qualche dettaglio in più e come si è arrivati alla scoperta del crimine? Diciamo che nel periodo estivo, in considerazione anche della stabilità climatica di una certa temperatura che favorisce la coltivazione di sostanze stupefacenti, vengono predisposti dei servizi appositi per reprimere il fenomeno, appunto, e questo ha permesso il commissariato di Canicattì di individuare un luogo e successivamente è stata svolta attività investigativa che ha portato al brillante risultato, che è quello di aver sequestrato oltre 2 quintali di pianta di stupefacente appena estirpata. Il soggetto che era stato allora l'area era oggetto di svariati servizi di osservazione. È chiaro che poi nel momento in cui si è arrivati all'individuazione di un soggetto che poteva in quel momento far sì che che interagisce appunto con la piantagione e quindi poteva essergli addebitata la responsabilità, si è intervenuti immediatamente anche col sospetto, che poi è stato fondato, che potesse detenere anche altri tipi di elementi illegali, quali quelli di una pistola. Il controllo riguardo il territorio di Canicattì è costante da parte di tutto il personale, con spirito di sacrificio e soprattutto con professionalità. Il territorio di Canicattì si presta a questo genere di attività proprio perché si presta attenzione allo spaccio delle sostanze stupefacenti, che è un fenomeno preoccupante. E quindi il personale è anche rivolge la sua attenzione a questo genere di servizi di osservazione grazie ai quali siamo riusciti a trovare anche questa piantagione. È stato il personale del commissariato di Canicattì che ha eseguito diversi appostamenti, diversi servizi, in relazione ai quali abbiamo avuto questo risultato brillante. La collaborazione con gli organi locali quali sono stati? Comune e altri, le accennava? Sì, il
La fase successiva dell'estirpazione della piantagione richiedeva un lavoro certosino e soprattutto manuale, per cui il personale della forza di polizia è stato impiegato, ma avevamo bisogno anche di altro personale che ci potesse collaborare, e in questo clima di collaborazione istituzionale, anche collaborazione per la legalità, si è richiesto al sindaco del comune di Canicattì, al dirigente del settore tutela e ambiente, di mettere a disposizione mezzi e persone e uomini. Avete individuato anche qualche fruitore della sostanza Su stupefacente? questo stiamo svolgendo precisi accertamenti.